Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Fumo sul water. Grazie Natalia, scusa ma tu ti rendi conto che sto per anni i Deep Purple, Smoke on the Water verso il 1972, signori, 54 anni, e non sentirli, perché quando sei un classico il tempo diventa qualcosa di relativo. Cioè, come fai a dire che è una roba superata? Cioè, sta roba è buona pure tra 150 anni, come i Pink Floyd, come Metal. Quanto ci ho suonato come, su questo pezzo, aspetta, so come Echoes. Quanto ci ho suonato, fra parentesi c'è quel pezzo che ricorda, perché la sai la storia di Smoke on the Water, no? Lo sai la storia o no? Sì, che c'era stato un incendio praticamente, se non sbaglio era il locale dove dovevano suonare i Deep Purple l'indomani, o sbaglio, e prese fuoco la notte prima. Frank Zappa and the Mothers. Frank Zappa and sì, the Mothers. Mothers of Invention, sì. Invention. Grande, no, non ti sentivo più. Quanto ci ho suonato, Vedi quanto ci ho suonato su questo pezzo. Quante volte. Ma tu che sei chitarrista, no? Credente e praticante. Tu che sei chitarrista, credente e praticante, ma appunto, quanto è difficile suonare sto pezzo? Ma guarda, è difficile farlo bene, è difficile dargli il giusto, diciamo, il groove, no? Farlo sentire così, perché è quello lì il difficile. Il difficile è una cosa semplice che, come tutte le cose, quando sono semplici, quando la devi far bene, far uscire, diciamo, il suono giusto, la distorsione giusta, perché tutti la rifanno, ma quando la senti dalla chitarra di Richie Blackmore, insomma, è tutta un'altra cosa. Mi pare chiaro, cioè siamo tutti bravi col pennello in mano, ma uno solo è Raffaello Sanzio, porta pazienza, insomma, no? Insomma, pure questo è vero, nell'artigianalità è vero, delle cose che si fanno, via. Ma perché ma cosa hai fatto oggi? Cosa hai fatto? Non ho capito nemmeno io. Io mi sento malissimo, ragazzi, pure di non uscire con voi. No, perché parlando di arte...
No, perché parlando di arte mi è venuto fuori l'accento fiorentino, non ho capito perché, insomma. Antonino si sente male, non nel senso di salute, è la connessione. Ahimè, oggi siamo un pochettino... Sono io? Pensavo di No, essere io. sono io. Ora credo mi sentiate Antonino. meglio. Natalia, tu che ne dici? Sì, meglio. Ah, meno male, Natalia, dai. dici qualcosa a te, Natalia, tu che rimani sempre così celata. Esatto, tu che in questi anni ci hai sentito sproloquiare, impazzire, delirare, ecco, oltre al fatto che tu alla fine di questa stagione chiamerai la Neuro e ci farai arrestare, ma salvo eventuali procedimenti penali davanti ai tribunali di questo paese, ma detto ciò, ecco, tu cosa pensi? Tu cosa pensi? Ma soprattutto, come chiedeva un mio indimenticato professore di diritto penale, mi dica cosa pensano i pesci. No, veramente? Sì, non dirò chi è perché è defunto, non voglio querele, non voglio discorsi, ma sappiate che lui era veramente un genio, quest'uomo, e aveva questa cosa di spiazzare l'interrogato con delle domande a sorpresa che lui faceva. E lui una volta a un disgraziato che io conosco e che oggi è un serio professionista, e non farò il nome neanche di lui, pigliò e gli disse, prima di interrogarlo, prima di passare a parlare di diritto penale, mi dica che cosa pensano i pesci. E un'altra volta, e questo mi fa pensare a tante telefonate prese in questi anni di chi voleva la forca sulla pubblica piazza e così via. Mi ricordo che a un ragazzo, pace all'anima sua, ora sto compagno mio di collegio non c'è più, perché poi purtroppo si è suicidato e mi dispiace e lo voglio salutare. Caro Valentino, ti abbraccio forte. Insomma, si sedette e la prima domanda che lui gli pose fu questa. Mi dica, chi si rivolge alla giustizia? Vuole giustizia o vendetta? E lui lo guardò negli occhi, deciso, sparato. Ma è ovvio, professore, vendetta. E lui, bravo! E cominciò a picchiare col pugno sulla cattedra. Vendetta, vendetta, vendetta! Gli diede 28 per questa risposta. Ma dimmi te. Natalia, non fuggire, raccontaci un po' qualcosa. Ecco, appunto, cosa pensano i pesci, Natalia? Cosa pensano i pesci? Io sono muta come loro, non ho parole. Non saprei cosa dire. Beh, allora lo chiedo a te che sei biologo marino. Cosa pensano i pesci? Ma Potevo dipende. chiederlo pure alla Tepedino. No, possiamo chiederlo a Tepedino, secondo me ha più confidenza. Alla ancora soavissima Valentina dipende, non mi hai Tepedino. circostanziato la domanda, perché potrebbero essere pesci cartilagini, pesci ossei, e quindi non ti Vabbè, scegli tu. No. I cetacei, ecco, cosa pensano i cetacei? Cosa pensano i cetacei? Sono mammiferi, quindi insomma avranno una serie di... Hai visto che ne hanno inquadrati 9 di capodogli nello stretto di Messina? Bellissimi. Sì. Stupendi. A te è capitato di beccare capodogli? Sì, no, non tanto li ho visti quando da ragazzo ho fatto qualche campagna oceanografica, ho fatto proprio l'avvistatore di cetacei sulle navi oceanografiche e mi è capitato molto spesso di vederle, perché comunque vanno di solito su fondali abbastanza, se non si spostano, sono spostamenti, di solito vanno su fondaloni, diciamo, devi andare sempre, ad esempio in Liguria noi andiamo nei canyon, nelle fossate chiamate così, perché insomma, si nutrono di calamari abissali, insomma, hanno un po' di una dieta particolare, quindi insomma poi hanno questo la vedi il capodoglio è stata la balena, perché lo riconosci? Perché mentre la balena, diciamo, per capirsi, quella coi fanoni, quando raramente tira fuori dalla coda, la codona, no? Vedi la schiena e si immerge nell'acqua e va in immersione, no? Il capodoglio, che poi invece si butta a picco in profondità rispetto alla balena, che invece è un filtratore, no? Quindi rimane, nuota nella colonna d'acqua in fase di alimentazione e cerca krill, cerca
i vari microrganismi che sono nell'acqua, cioè microrganismi, comunque tutti gli organismi del plankton principalmente, anche se secondo me non disdegna neanche le acciughe quando ci sono. E il capodolio, nutrendosi in profondità, invece dà la codona esce fuori, quindi vedi proprio è proprio emblematico, no? Proprio il capodolio si butta in picchiata in profondità. Meraviglioso. Detto questo, sono le 18:28 minuti, siamo riusciti a arrivare alla mezza non dicendo niente praticamente e facendo così. Te sei un cabarettista nato, guarda, te potresti tenerti un'ora di trasmissione così, a fare le vocine, a raccontare aneddoti della tua vita, che paradossalmente sembra la vita di un bicentenario, e invece hai qualche 2 anni più di me, però ti ricordi tutto, io non mi ricordo niente. Ma no, non è questione di ricordare, è che nella mia vita ho avuto la fortuna o sfortuna, vedete un po' voi il lato da cui vi volete mettere, di incontrare delle persone. Non è questione di essere leggendari, queste sono tutte stronzate. Frank Sinatra diceva: non esiste gente normale, siamo tutti leggende. Ho avuto la fortuna, ecco, questo sì, come diceva Leonardo Sciascia, di essere attento alle piccole storie, perché le piccole storie fanno la grande storia. E allora tutto può diventare epico. Non so, settimana scorsa Roberto Giardina si è fatto mezz'ora di ridere perché gli ho raccontato di quando nel 76 venne un crucco al bar da mia zia Santina e la sfidò. Le disse: voglio pasta alla puttanesca molto piccante. Ah, me l'hai già detto, me l'hai detto. E lei lo squadrò e gli disse in dialetto: io te la faccio, ma a cura capocurri. E quindi dice: io te la faccio, ma stai attento che dopo corri. E, insomma, posso dire che gliela fece così piccante che ancora oggi a Mongerbino, quando tira vento forte, si sente l'eco delle gridate che buttò quel crucco. Cioè, dici tu, ma è un piccolo fatto. Sì, però sono le piccole storie che fanno la grande storia. E questa è una piccola storia che ha fatto la grande storia. Adesso con questa citazione da Bacio Perugina, no scherzo, molto più elevato. No, perché noi abbiamo scritto un bellissimo libro su tuo padre, con le sue piccole e grandi storie, e io ti posso garantire che anche lui è uno di quelli che fa la grande storia, proprio perché ha una piccola grande storia da raccontare. Altro che, tra l'altro, un po' più interessante degli spaghetti alla puttanesca. Non fare troppo lo splendido, però. No, comunque tuo padre lo vogliamo per l'ultima puntata, Va bene. Lo dobbiamo convincere. Lo sai che lui è un assiduo ascoltatore di Radio Libertà, ma ogni volta che gli dico di intervenire... ma lo deve fare, stavolta lo deve fare. Sentite, 30 minuti, ecco. Andate questi pochi secondi in pausa. Io vi saluto e ci sentiamo il prossimo venerdì. Ciao Natalia, un abbraccio. E te invece Antonino no, l'abbraccio non te lo do la prossima settimana. Un saluto a tutti voi. Ok, adesso pausa, pubblicità e poi qui Parlamento con Riccardo Molinari. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata, e chi te la racconta al contrario e chi non te la racconta affatto. QDS te la racconta giusta. Ogni giorno la tua terra, il suo presente, le sue attese, la sua volontà di rinascita. Leggi, abbonati, scegli il Quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti
che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite Ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite Ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Il gruppo della Lega oggi chiede all'Aula di esprimersi sulla dichiarazione di urgenza di una nostra proposta di legge che riguarda un tema centrale nella convivenza civile di un paese, cioè il tema dell'assegnazione e della revoca della cittadinanza. E credo, avendo sentito anche l'intervento della collega, che sia una buona occasione per ribadire alcuni concetti che dovrebbero essere scontati, ma che così scontati evidentemente non sono. Vedete, la nostra Costituzione garantisce i diritti universali che vengono riconosciuti a tutti indipendentemente dall'etnia, dalla cittadinanza, dalla fede religiosa, e ad esempio sono diritti universali il diritto al giusto processo, il diritto alla salute, il diritto alla riservatezza, il diritto a esprimere liberamente le proprie opinioni, ad associarsi. La cittadinanza, do una notizia alla collega, non è un diritto. La cittadinanza è il riconoscimento di uno status giuridico. Riconoscimento di uno status giuridico che comporta diritti e doveri e che arriva quindi al termine di un percorso di integrazione. È la coronazione di un percorso di integrazione su cui lo Stato ha discrezionalità. E anche questo non lo diciamo noi, lo dice la Corte Costituzionale, perché oltre ai requisiti di legge, la giurisprudenza costituzionale prevede che con l'evolversi della società i requisiti per cui si assume che un immigrato, uno straniero sia integrato, cambiano nel corso del tempo. E allora noi vogliamo andare a incidere qui perché riteniamo che ci sono alcune emergenze da affrontare. Quali sono i modi per ottenere la cittadinanza da stranieri? Ce ne sono principalmente 3. La cittadinanza per matrimonio, la naturalizzazione di chi risiede nel nostro paese da più di 10 anni e la cittadinanza ottenuta dai minori stranieri nati in Italia al 18° anno di età. Qual è la discrasia della legge che abbiamo oggi? Che mentre nei primi 2 casi questo potere di valutazione dello Stato, anche per ragioni di sicurezza pubblica, esiste e ci sono anche delle cause ostative per legge già oggi, se si commettono determinati reati, già oggi per matrimonio la cittadinanza non può essere ottenuta. Qual è il problema? Il problema è che invece nel caso dei minorenni nati in Italia di fatto non c'è nessuna causa ostativa oggi nella legge italiana e non c'è nessun potere discrezionale dello Stato. Si è arrivati di fatto ad avere un automatismo. Chi nasce in questo paese al 18° anno di età con la richiesta diventa automaticamente cittadino. E perché riteniamo che si debba intervenire qui? Beh, insomma, basterebbe frequentare le nostre città, perché è evidente a tutti che oggi ci sia un problema che non c'era anni fa, che è un problema di evidente mancata integrazione dei minorenni di seconda generazione. C'è un problema legato alla sicurezza, c'è un problema legato alla delinquenza giovanile e non è solo una percezione, ce lo dicono i dati. Nel 2022 per la prima volta le denunce contro minori stranieri hanno superato di 2000 unità le denunce contro minori italiani, però c'è un problema, che i minori stranieri rappresentano tra il 10 e il 14% della popolazione minorile nel nostro paese. Quindi è evidente che c'è un problema localizzato in quella fascia della società. E allora, che cosa pensiamo che si debba fare? Da una parte c'è l'approccio repressivo che questo governo ha già utilizzato, penso ai decreti Caivano, ai decreti sicurezza, che hanno dato alle forze dell'ordine, alla magistratura, nuovi strumenti per contrastare la delinquenza giovanile. E se il comando dei carabinieri di Milano pochi giorni fa
ha annunciato che gli arresti di minorenni sono saliti nell'ultimo anno del 40%, è grazie alle leggi che ha fatto questa maggioranza e che ha voluto la Lega. Ma come giustamente ci ricorda sempre l'opposizione, non basta l'approccio repressivo, serve anche quello educativo. E allora noi pensiamo che sia educativo spiegare ai minorenni stranieri che se vogliono essere parte di una comunità, quella comunità la devono rispettare, perché diventare cittadino non è automatico. E allora la nostra proposta di legge prevede che cosa? Che nel caso di reati gravi contro la persona, il patrimonio, reati di spaccio, la cittadinanza venga bloccata per i minori stranieri fino alla piena riabilitazione. E oltre a questo c'è poi un altro aspetto, è quello della revoca della cittadinanza. E vedete, su questo purtroppo ci è venuta la cronaca in soccorso per dichiarare l'urgenza. Sappiamo tutti cosa è successo negli scorsi giorni. Un gambiano cittadino italiano per diletto ha deciso di andare in strada e accoltellare quasi a morte un passante. Bene, oggi la revoca della cittadinanza è prevista solo per reati gravi, come diceva giustamente la collega, per l'eversione e per il terrorismo. Noi siamo convinti che non sia perfettamente integrato e non meriti di restare in Italia nemmeno chi accoltella, chi uccide e chi stupra. E che bene sarebbe, revocata la cittadinanza a queste persone, rimandarli velocemente al loro paese. Grazie Presidente. Grazie. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Grazie Natalia, questo era David Bowie con Fashion del 1980. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1232 di Chilometro Zoom di oggi, venerdì 10 luglio 2026. Riprendiamo la linea e diamo anche un'occhiatina alle agenzie, in particolare andiamo a vedere
L'ADN Kronos che apre con Ranucci, la RAI sospende le repliche estive di Report, la decisione in attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto il conduttore. La nuova stagione partirà a novembre. Ancora abbiamo l'attentato a Ranucci, perquisita la casa dell'intermediario di La Vitola, sentita la compagna di Gomez Tavares. Iran, Trump, se mi uccidono ho lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. E poi naturalmente oltre a questo c'è la testimonianza della ragazza sfregiata a Milano, il racconto: ho pensato di morire, contro la 22enne sputi un pugno, una coltellata al volto, non riuscivo più a vedere nulla, il sangue mi impediva di respirare, il PM chiede il carcere per Mohammed Saidi, sentite un po' qua. Ho pensato di morire, non riuscivo più a vedere il nulla, il sangue mi impediva di respirare. A raccontarlo sporgendo denuncia contro Mohammed Saidi, il 27enne algerino arrestato per averla aggredita e sfregiata giovedì pomeriggio alla fermata della metro Duomo di Milano, e la vittima una 22enne originaria del Marocco. Visto che mi senti male, cambio il microfono, vediamo un attimo se ora va un pochettino meglio, vediamo. Ora non ti sentiamo più. Sì? Io no. Ora ok, ti sento. Ah, perfetto, perfetto. Allora, torniamo indietro. Mi scuso con voi, abbiamo avuto questo piccolo momento di defiance tecnica. Vi dicevo, ho pensato di morire, non riuscivo più a vedere nulla, il sangue mi impediva di respirare. A raccontarlo, sporgendo denuncia contro Mohammed Saidi, il 27enne algerino arrestato per averla aggredita e sfregiata giovedì pomeriggio alla fermata della metro Duomo di Milano, e la vittima una 22enne originaria del Marocco. La giovane ripercorre il suo pomeriggio in centro, l'incontro casuale con una connazionale in piazza Duomo un'ora prima dell'aggressione, poi il giro per negozi in comitiva e infine l'ingresso sempre in gruppo nella stazione Duomo. E qui, mentre è seduta con l'amica su una panchina in attesa del treno diretto verso Comasina, improvvisamente un uomo che non avevo mai visto prima mi si rivolge a me in lingua araba e con tono intimidatori esclama: "Che cazzo guardi?" La 22enne gli risponde in arabo, spiegandogli che il mio sguardo era in realtà rivolto alla mia amica. Saidi però non ci crede e le grida una serie di pesanti insulti. La ragazza, spaventata, gli chiede di allontanarsi, le avverte che se non se ne fosse andata avrebbe chiamato la polizia. Nemmeno questo lo fa desistere, anzi lo agita ancora di più, racconta la 22enne. E in quel momento che l'uomo si avvicina di scatto e dopo avermi sputato 2 volte sul viso in segno di disprezzo, mi spinge con forza sulla spalla sinistra. La potenza dell'urto mi fa arretrare. La vittima, con l'aiuto dell'amica, tenta di difendersi, spingendo via l'aggressore, ma lui reagisce con molta violenza e mi sferra un pugno sul labbro superiore, procurandomi una ferita. La vittima a questo punto estrae il telefono per cercare di chiamare il 112. L'uomo riprende a insultarla e dopo averle chiesto se effettivamente stesse chiamando la polizia, estrae un coltello e la colpisce al viso. Un colpo secco alla guancia, tra naso e occhio. La ragazza dapprima se ne accorge vedendo le mani dell'aggressore insanguinate. Subito dopo, a causa della forte emorragia, si sente male, le gira la testa, teme di svenire e si siede per terra, soccorsa dai tanti passeggeri in attesa del treno. In quegli attimi, mentre il 27enne scappa tra la folla, lei pensa di morire. Non riuscivo più a vedere nulla e il sangue mi impediva di respirare, racconta ore dopo, sporgendo denuncia una volta dimessa dall'ospedale con una prognosi di 10 giorni. Intanto la PM della Procura di Milano, Simona Ferraiuolo, ha inoltrato richiesta al GIP di custodia cautelare in carcere per il 27enne algerino. Il ragazzo risponde di resistenza pubblico ufficiale, lesioni e il reato introdotto nel 19 di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. La richiesta di misura cautelare è giustificata dal pericolo di fuga e reiterazione del reato. Inoltre, continua sempre l'ADN Kronos, il nucleo antiterrorismo dei Ross di Milano sta facendo verifiche in Europa tramite Interpol su un eventuale coinvolgimento in ambienti radicalizzati di Mohammed Saidi.
Lo si legge nel verbale d'arresto effettuato alla polizia locale. Poche ore prima dell'aggressione Saidi era stato scarcerato con divieto di dimora a Milano a seguito del processo per direttissima celebrato alle 9:30 ieri mattina a Palazzo di Giustizia, che dista meno di 1 chilometro da Piazza Duomo. L'arresto, avvenuto poche ore prima, alle 4 circa della notte tra 8 e 9 luglio, era per furto all'interno di auto in sosta in Piazza Argentina. È stata la prima occasione in cui il 27enne algerino, che risultava oltre che senza fissa dimora anche incensurato in Italia, è stato censito nel nostro paese. Ora, questo se lo merita, questo se li merita 20 anni di carcere come Dio comanda buttando la chiave. Se li merita tutti. È tutto così senza senso, è tutto così senza senso. E tutto questo perché semplicemente tu sei lì. Poi come ha fatto questo a entrare nella metropolitana? Aveva pagato il biglietto. Ma poi soprattutto, voglio dire, è pieno di telecamere. È possibile che non c'è stato nessuno in tutto questo dell'ATM che poteva intervenire, che poteva fare qualcosa? Dice, ma c'era una pattuglia della polizia locale che lo ha visto in azione e quindi lo ha seguito fuori dalla metropolitana. E se non ci fosse stata, che sarebbe successo? Non so. Poi francamente uno che gli dice che cazzo guardi, io sono musulmano, e allora pure che sei musulmano potevi essere pure zoroastriano, potevi essere quello che cazzo vuoi. Questo è un paese laico e libero, soprattutto è un paese cristiano. In un paese cristiano non si prendono a coltellate le donne, prescindere così senza motivo. Tutto questo per uno sguardo, e poi lei nemmeno l'aveva guardato, che stava parlando dei fatti suoi. Uno cresce una figlia, poche scuole, buona e giusta compagnia, per dirla con Francesco Guccini in Piccola storia ignobile. E che cosa succede? Succede che tu cresci questa figlia e poi questa figlia, pensate un po', non è che se ne va a passeggiare nel quartiere malfamato all'1 di notte seminuda, no. In pieno centro, a Milano, voglio dire, nel salotto buono della città, no? Che fa? Niente, passa un pomeriggio in santa pace, quindi non è l'1 di notte, non sono le 4 del mattino, non è Piazza del Duomo a quell'ora, dove comunque peraltro ci sono sempre le forze dell'ordine. Poi ci sono quelli che si buttano dal Duomo, questo è un altro discorso che faremo dopo se volete. Ecco, e tu che fai? Questa figlia ti arriva giù nella metropolitana, incontra uno così, che non ha fissa dimora in Italia, che non è regolare nel nostro paese, e quello però stranamente c'ha il coltello addosso e fa quello che fa. Interessante, interessante. Poi però il razzista e porco è Salvini, no? Perché giustamente Salvini dice dobbiamo tutelare i confini, dobbiamo vigilarli, dobbiamo controllare l'immigrazione, dobbiamo fare delle politiche migratorie serie, no? Questo secondo qualcuno sarebbe razzismo e perciò si becca anche un bel processazzo come quello che gli hanno fatto. Quello che ha torto è lui, no? Pare giusto, non fa assolutamente piega. E adesso vedrete che sentiremo quelli che diranno che bisogna capirlo il ragazzo, che bisogna contestualizzare, bisogna interpretare. Se lui ha fatto questo gesto è colpa della società. E la ragazza che colpa ha invece? Quella di essere andata a passeggiare in pieno centro a Milano? Di aver incontrato un'amica? Di aver fatto un giro nei negozi? Come qualunque ragazza di 20-25 anni in questo paese? Questo è il suo peccato. Quindi che doveva fare? Se stava a casa sua non le succedeva. In pieno giorno a Milano? Ecco, io vorrei capire che cosa ne pensate voi. 340-670-9659 per le vostre zap o WhatsApp, o se volete telefonare 0292947222. Perché è ovvio che uno così comunque deve pagare questo debito. Perché quella ragazza, lui magari si fa la sua condanna e poi esce, ma quella ragazza la cicatrice se la porta addosso tutta la vita. E non parlo solo dello sfregio, che già è grave di suo, ma della cicatrice nell'anima.
della cicatrice dentro. Parliamo tanto di tutela delle donne, parliamo tanto di difesa delle donne, e poi dobbiamo assistere a questa roba qua. O sentire gente delirare che dice che il femminicidio non è un motivo di esistere come reato. Ma di che cazzo stiamo parlando, gente? Ma vi rendete conto che società che sta venendo fuori in questo paese? Io non ho parole, veramente. Comunque. Trump ha detto invece, Iran, se mi uccidono ho lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Il presidente USA, i colloqui proseguono, ma per noi il cessate il fuoco è finito. Il cessate il fuoco è finito. Mediatori del Qatar sono di nuovo in contatto con i due paesi per favorire una de-escalation. Israele vorrebbe partecipare a nuovi raid, la replica dell'Iran. Lo colpiremo se attacca le nostre infrastrutture. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma gli Stati Uniti hanno chiarito loro, senza mezzi termini, che il cessate il fuoco è finito. A chiarirlo il presidente americano Donald Trump su Truth Social. Il tycoon ha anche fatto sapere di aver lasciato istruzioni nel caso in cui l'Iran riuscisse a portare a compimento un attentato contro di lui. Sono da molto tempo sulla loro lista e questo è il problema con cui abbiamo a che fare, ha detto al New York Post. Ho lasciato istruzioni, se dovesse succedermi qualcosa bisogna letteralmente bombardarli a livelli mai visti prima. Interpellato sulle indiscrezioni del Wall Street Journal circa una presunta nuova minaccia emersa da informazioni dell'intelligence israeliana, Trump ha escluso che vi fossero elementi nuovi, sostenendo che Teheran lo considera l'obiettivo numero 1 da molto tempo. È così che vanno le cose. Spero che sentirete la mia mancanza, ha concluso. Intanto i negoziatori del Qatar si trovano in Iran per incontrare funzionari del paese nel tentativo di allentare le tensioni e creare le condizioni per la prosecuzione dei negoziati più ampi. Lo scrive il sito di Haaretz, citando una fonte alla Reuters e aggiungendo che i colloqui si stanno svolgendo in coordinamento con gli Stati Uniti. Secondo la fonte, i colloqui mirano a discutere l'attuazione del memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran e le questioni che hanno innescato la recente escalation tra Washington e Teheran, comprese le controversie sulla navigazione nello stretto di Hormuz. Andiamo ancora avanti. Israele vorrebbe unirsi agli Stati Uniti nei nuovi attacchi all'Iran, ma l'amministrazione Trump non vuole che Israele partecipi ai raid aerei in quanto teme di perdere il controllo del conflitto, secondo la CNN, che cita due fonti israeliane, così la ADN Kronos, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Tra l'altro, alle 17:17, sempre l'ADN informava che 6 ingegneri russi sono tornati alla centrale nucleare di Bushehr, nel sud-ovest dell'Iran, evacuata dopo lo scoppio della guerra lanciata da Israele e Stati Uniti lo scorso 28 febbraio. Lo ha annunciato l'amministratore delegato di Rosatom, Alexei Likachev, citato dall'agenzia di stampa RIA Novosti. Allora, vediamo un po' che cosa c'è tra le vostre zappe. C'è la nostra Lisetta, pronto? Buonasera signor Tonino e a tutti gli ascoltatori naturalmente. Allora, per quel signore lì che ha fatto tutto questo a quella gentile signorina, Sì. Io lo porterei in carcere e butterei via le chiavi, tutto lì. Sì, questo sono Seconda d'accordo. cosa, io l'ho chiamato signor Tonino per la guerra in Ucraina. Prego. Allora, io voglio dire che da 4 anni Putin mi sembra che ha iniziato la guerra contro l'Ucraina senza ottenere nulla. Allora, Sì. molti sono i motivi della sconfitta, principalmente il mancato uso di armi particolari che forse non ha. L'Ucraina risponde, mi sembra, colpo su colpo e non si difende solamente, ma colpisce nel cuore di Mosca o Leningrado, senza trovare resistenza. A questo punto, signor Tonino, qualche drone o poco più. Probabilmente la Russia è rimasta a corto di denaro e munizioni. La Cina, signor Tonino, non si muove, troppo intelligenti. L'Europa annaspa tra 1000 difficoltà, crisi alle porte e collasso per molte attività. E allora paghiamo carissima l'energia che l'Ucraina gestisce per conto degli USA? Nessun sconto, signor Tonino. Purtroppo continuiamo a inviare miliardi, e sottolineo, continuiamo a inviare miliardi di euro che arrivano sulle tasche dei corrotti e oligarchi ucraini, amici di Zelensky. Nient'altro, io la saluto e una buona serata.
Buona serata. Allora, condivido quasi tutto. Tra l'altro sì, è vero, la Russia non ha vinto questa guerra. La Russia è da 4 anni impantanata in uno stallo, perché la verità è che quei 4 yes men che si trovano attorno a Putin, cominciando dai suoi generali, gli hanno detto: ma sì, tanto 72 ore noi arriviamo a Kiev, ammazziamo Zelensky, ci mettiamo l'amico nostro. Dopodiché il mondo non potrà che prendere atto del fatto che cosa ha fatta Capo A e la cosa sarà finita lì. La dimostrazione più palpabile è nel fatto che l'esercito russo, quando si è mosso, non aveva appresso le salmerie, non aveva appresso i rifornimenti di carburante, tant'è vero che i carri armati si sono fermati in mezzo alle campagne dell'Ucraina. Vi vorrei ricordare che il fisco ucraino ha stabilito l'esenzione per chi trovando un carro armato russo sul suo terreno se lo porta a casa e poi ne fa quello che vuole. La seconda cosa, nel corso di questa guerra l'Ucraina, sostenuta con le armi occidentali, che per carità il problema della corruzione è certamente un problema endemico in Ucraina, ma mi pare che parte di questi soldi siano stati utilizzati bene, visto e considerato che l'Ucraina nel corso di questo tempo ha imparato a difendersi e soprattutto il piccolo Davide contro Golia ha imparato che era possibile sviluppare tutta una serie di attrezzature davanti alle quali i russi poco possono opporre. Vedasi le capacità dronistiche che gli ucraini hanno e soprattutto le capacità di intelligence che hanno permesso loro di assestare tutta una serie di colpi, arrivando a colpire anche appunto i sobborghi di Mosca, già che ci siamo, sono arrivati a colpire San Pietroburgo, cioè hanno dimostrato ai russi, all'opinione pubblica russa, che questo esercito così invulnerabile che vince tutte le battaglie non è così invulnerabile e non vince tutte le battaglie. Lei dice, Lisetta, la questione delle armi milantate da Putin. La Russia ha delle armi nucleari tattiche, questo è vero. Così come la Russia ha un potente arsenale atomico, ma vede, il punto è questo. La Russia non può servirsi di queste armi perché è l'unica scelta che non possono assolutamente prendere. Per 2 motivi. Primo, perché il vento tira verso la Russia e quindi l'eventuale fungo atomico, detriti e immondizia varia andrebbero a disperdersi sul territorio russo. La seconda, l'arma atomica è sempre stata un'arma dissuasiva. Il fatto che io ce l'abbia, e su questo Kissinger ha scritto parole evidentemente definitive, che ne pensino altri, l'arma atomica fa entrare il paese nel club degli invincibili, perché è chiaro che se tu provi ad attaccare un paese con l'arma atomica devi stare molto attento a quella che può essere la sua reazione. Tuttavia è altrettanto vero che in un mondo che ha vissuto una guerra fredda con la mutua distruzione assicurata, il lancio di un'atomica da parte di chi che sia a quel punto inneschierebbe una reazione di tutti gli altri. E non so quanti resteremmo dopo, probabilmente con le branchie o brillando nel buio, a raccontarci com'è andata. Quindi lui può blaterare quanto vuole di armi atomiche, ma è chiaro che non se ne può servire l'amico Putin. Aggiungerei anche un'altra cosa. Lui dovrà rispondere al Tribunale della Storia tra 50 anni per tutte le volte in cui lui ha parlato della bomba atomica e dell'uso della bomba atomica. Perché questo mondo, dal 6 agosto del 45 in poi, ogni anno, ogni 6 agosto che è venuto, si è ritrovata a Hiroshima a dire mai più la bomba atomica. E quello che lui ha fatto è una cosa molto grave dal punto di vista del Tribunale della Storia, perché ha reso possibile, addirittura quasi auspicabile, se non desiderabile, l'uso delle armi atomiche. E questa è una, come potremmo dire, una scorrettezza nei confronti della storia e dell'umanità di cui un giorno nei libri di storia egli dovrà rendere conto, sicuramente.
Un'ultima cosa che mi permetto di dire: le armi nucleari tattiche. Kissinger già alla fine degli anni 50 si era occupato di questo tema, e sostanzialmente sono delle armi la cui reale efficacia non è mai stata valutata, e che comunque è più la paura che fanno che il resto, ma nient'altro. La verità è che questa è una guerra ormai in fase di stallo da anni, in cui l'Ucraina però ha saputo tenere il fronte, ha saputo reagire, ha saputo difendersi. Per cui ormai è meglio che i due si seggano a un tavolo, la dichiarino pari e patta e la finiscano qui. Sarà meglio per la Russia, sarà meglio per l'Ucraina, sarà meglio per tutti noi, soprattutto per un Occidente, per un'Europa che ha dimostrato ancora una volta di più di non esistere a livello politico e a livello internazionale. E questa è una cosa su cui dovremmo riflettere non poco. Adesso pausa e poi torniamo con Walter Murphy a Fifth of Beethoven 1976. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Antonino. Grazie Natalia. E che gli devi dire a Walter Murphy? Un genio, veramente. Uno che ha preso la quinta di Beethoven e l'ha fatta diventare un pezzo disco nel 1976, poi eternato l'anno dopo all'interno della Febbre del sabato sera, quando Tony Manero arriva al 2001 Odyssey e dice: facciamo un'entrata trionfale. Sì, a me piace fare un'entrata trionfale con questo pezzo alle 19, 6 minuti e 54 secondi
sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, diamo un'occhiatina all'ANSA, il telefono è aperto, 340-670-9659 per le vostre zap o WhatsApp, oppure 0292947222 se volete dire la vostra attraverso questo magnifico strumento che è vero, il telefono. E allora diamo anche una bella occhiatina al nostro all'ANSA. Vi dicevo, in campo Sinner Djokovic 1-0 nel terzo, azzurro avanti di un break di 2 set, Yannick ha vinto i 2 set 6-4, il tedesco Alex Zverev è il primo finalista, attuale numero 3 al mondo, ha sconfitto la sorpresa del torneo, il britannico Arthur Feri, in 3 set 7-6, 6-2, 6-4. Medio Oriente, Trump, i colloqui proseguono, ma il cessate il fuoco è finito. Un uomo col volto oscurato ai funerali di Khamenei, scatena i social, forse è Mostabà. Esplode l'Oblò, una catena umana per salvare un uomo risucchiato su un volo in Grecia. Cavolo, pare veramente la serie dei film catastrofici degli anni 70, Airport. Non so se qualcuno di voi li ha mai visti, tipo Airport 75, quella roba lì, quando il Concorde rischia di esplodere in volo. Madò, che roba. La tragedia 50 anni fa, Mattarella a Seveso, mai più costi umani per vantaggi economici. Chi di voi si ricorda Seveso? Raccontatecelo. Chi di voi era a Seveso nel 1976? Questo è il momento di fare memoria, questo è il momento di raccontare quello che accadde a causa dell'ICMESA il 10 di luglio del 1976, quella nube di diossina che ha sconvolto la vita di una cittadina come Seveso, ha sconvolto la vita anche di tutto l'Interland, già che ci siamo, e ha causato veri e propri drammi. Il meteo, in arrivo una fiammata di calore lunga almeno 15 giorni, i termometri fino a 43 gradi, il meteo.it, qualche temporale al nord nel weekend, poi le temperature saranno in salita. Andiamo a vedere allora. Ecco, donna trovata morta in casa a Sanremo, il figlio confessa, sono stato io. Allora, andiamo a vedere intanto il tempo che farà, eccoci qui. Scrive l'ANSA, un weekend con qualche temporale al nord, poi aumento delle temperature fino a picchi di 43 gradi in Sardegna, sono le previsioni di Lorenzo Tredici, meteorologo responsabile media del meteo.it, che annuncia una fiammata di calore lunghissima della durata di almeno 15 giorni. Il caldo, afferma, è destinato ad aumentare la sua morsa, in particolar modo da domenica in poi. Nel breve termine ci aspettano comunque valori elevati. Oggi il podio spetterà a Toscana e Campania con 37 gradi a Firenze, seguita a ruota da Benevento e Caserta con 36. Durante il fine settimana in Sardegna Oristano la colonnina di mercurio raggiungerà i 39 gradi, non andrà meglio al sud, a Foggia previsti 37 gradi, 36 a Benevento, mentre al centro si boccheggerà a Firenze, Pistoia, Prato e Terni, tutte sui 36 all'ombra. Da lunedì poi le temperature saliranno ulteriormente per raggiungere l'apice giovedì 16 luglio con 40 gradi a Oristano e Nuoro, 39 a Firenze e Terni, 38 a Bologna, Ferrara, Foggia, Mantova, Modena, Parma, Pavia, Piacenza, infine 37 e 38 gradi a Roma e Milano. Vediamo adesso il dettaglio. Venerdì 10 al nord temporali sulle Alpi, occasionali in pianura. Al centro sole e caldo, qualche acquazzone sui monti. Al sud sole e caldo, qualche rovescio sui monti. Sabato 11 al nord caldo, temporali sparsi da ovest verso est. Al centro sole e caldo, qualche acquazzone sui monti. Al sud sole e caldo, qualche rovescio sui monti. Domenica 12 al nord sole e caldo, temporali in Romagna e sui monti. Al centro sole e caldo, temporali sui monti. Al sud sole e caldo, qualche rovescio sui monti. Tendenza: lunedì primo picco del caldo, poi ulteriore escalation fino a 43 gradi in Sardegna. Facciamo un segno da crucica a mano sinistra, u signore munda manda bona. Questa è la traduzione di quello che dicono i nostri esperti del meteo a Edimburgo, Scozia. Ve lo traduco dallo scozzese antico. Facciamoci il segno della croce con la mano sinistra e che il Signore ce la mandi buona. Andiamo a vedere invece la questione della tragedia di Seveso. Vi ripeto, sono passati 50 anni dal 10 luglio del 1976, sempre l'ANSA.
La tragedia di Seveso insegna, ciò che insegna è che qualsiasi opinione che immagini possibile pianificare cinicamente uno scambio tra costi umani e vantaggi economici va respinta con fermezza. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto ribadirlo a 50 anni esatti dalla fuoriuscita di una nube di diossina dalla fabbrica Ecmesa, che provocò uno dei più gravi disastri ambientali mai accaduti, di certo il più grave in Italia. Per questo oggi il Capo dello Stato è arrivato a Seveso nel Bosco delle Querce, il parco creato nell'area più inquinata, talmente contaminata che vi furono abbattute tutte le case e cancellate tutte le strade. Il bosco è l'anima di Seveso, ha spiegato la sindaca Alessia Borroni, un'anima che non vuole dimenticare cosa è successo, che porta le cicatrici della paura, dell'esodo forzato, delle ustioni sui bambini, le morti per malattie legate alla diossina e anche dello stigma di essere additati nel resto d'Italia come quelli contaminati. Ma un'anima che non si è arresa. Vogliamo ricordare, ma anche voltare pagina, noi siamo contagiosi, ma contagiosi di vita, ha detto, ringraziando il Presidente per la sua presenza, che è il riconoscimento del dolore e della dignità di una città che non ha mai smesso di credere nel futuro. Dopo un flash mob con una 60ina di ragazzi davanti al Grande Pioppo, l'unico albero sopravvissuto alla diossina, che ora è stato inserito nell'elenco nazionale degli alberi monumentali, la cerimonia si è svolta in una tensostruttura realizzata appositamente, alla presenza di autorità come il Presidente del Senato Ignazio La Russa e del Ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, dei sindaci della zona, ma anche e soprattutto di tanti che furono protagonisti nei giorni della tragedia e negli anni difficili successivi, come Giuseppe Guzzetti, che guidò la regione dal 79, Paolo Mocarelli, professore di biochimica clinica che era allora primario del servizio di medicina di laboratorio dell'ospedale di Desi e congelò migliaia di provette, quei campioni della popolazione, per capire l'impatto nel tempo dell'incidente, guadagnando l'affetto della gente. Altri non ci sono più, ma non sono dimenticati, come Carlo Galante, l'operaio che a rischio della vita azionò la valvola di raffreddamento, un eroe, come lo ha definito Mattarella. Ha ripercorso tutta la vicenda una narrazione teatrale inframmezzata da due testimonianze, quella di Beppe Cassina, che fu sindaco dall'80 all'85, e di Giuliana Zorzi, che abitava nella zona più colpita e compì 18 anni il giorno del disastro. Uno degli eventi più drammatici che il nostro paese si sia trovato ad affrontare, ha riconosciuto Mattarella, fatti inammissibili con intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali, colpevole ritardo e reticenze e occultamenti gravissimi. Però quello che accadde divenne un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione con la direttiva Seveso. Si aprì così un cantiere europeo di norme stringenti a tutela dei cittadini, che sono una strada che va costantemente percorsa con determinazione. E infatti la commemorazione di oggi, ha sottolineato il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, non è solo un momento di ricordo, ma un richiamo solenne alla responsabilità. A Seveso, ha spiegato il Capo dello Stato, la riscossa civile è andata al di là della bonifica e della ricostruzione. La vita e il futuro sono tornati nelle vostre mani. Auguri di buon futuro. Voglio abbracciare forte tutti voi di Seveso per quello che avete dovuto affrontare e per il coraggio con cui avete tutti insieme superato questa difficile prova. Voi sì, siete contagiosi di vita, ha ragione la vostra sindachessa. L'augurio è che continuate a diffondere questa voglia di vita e a contagiare il resto del paese con la vostra voglia di vita, e grazie per la dignità con cui avete fatto di tutto per superare appunto una prova altrimenti impossibile da superare. Va bene, adesso sono le 19:16, passiamo al faccia a faccia di questa sera. Io ho il piacere di presentarvi una stilista, la contessa Eleonora Altamore, che nella sua ultima collezione ha presentato un nuovo concetto di haute couture, di moda, il cosiddetto rotondismo. Che cos'è? E ora ce lo spiega lei. Natalia, se sei pronta, vai pure, grazie. La mia ospite di questa sera è la contessa Eleonora Altamore, che è anche una fashion designer. La voglio ringraziare per il suo tempo e per la sua disponibilità. La contessa ha appena presentato nel corso della 12ª edizione del Summer Fashion Art, che si è svolto a Roma e peraltro nella maison della stilista,
ecco, ha presentato questo nuovo modo di raccontare la bellezza. È un modo ispirato all'arte, il rotondismo. Contessa, che cos'è il rotondismo? Da dove nasce questa idea? Intanto ancora grazie al suo tempo. Grazie a voi, buonasera a tutti. Ma questo progetto nasce da una mia visione personale, perché mi sono resa conto che molto di ciò che ci circonda, anche diciamo, nell'ambito del corpo umano e non solo, ha forme rotonde. Quindi da questo ho preso, diciamo, coscienza del fatto che poteva anche diventare una nuova corrente filosofica, artistica, culturale, cioè una visione a tutto tondo del mondo in cui viviamo, anche perché il cerchio, le rotondità, diciamo, caratterizzano anche l'infinito. E quindi ecco, questo è un po' il processo che mi ha indotto a creare questa corrente, chiamiamo tra virgolette, stilistica. Ecco, tra l'altro vuole essere il modo di ispirare la moda del futuro. Insomma, mi pare che abbiamo avuto la moda delle linee tese e delle spalline imbottite negli anni 80, poi abbiamo avuto il minimalismo negli anni 90, e allora con il rotondismo che figura maschile e femminile disegniamo? Ma è sicuramente una figura proiettata al futuro, diciamo così, dal carattere infinito, cioè si può proiettare nello spazio, nella Terra, nei pianeti, ovviamente con la conquista anche dei pianeti, per cui questa è la mia visione, insomma. Si può proiettare poi in tante forme, non solo riferite alla moda, ma anche all'arte in genere, alla musica, alla scultura, alla pittura. Cioè io vedo comunque questo come un progetto che racchiude tante forme artistiche ed io ho dato, diciamo, l'inizio di questa tendenza, ecco, chiamiamola tendenza a tutto tondo. Ecco, tra l'altro lei ha caratterizzato la collezione con una serie di borse artigianali di fattura esclusiva realizzate come pezzi unici che vogliono dare corpo e fondamento alla proposta stilistica che lei vuole offrire. Penso, mi viene in mente una canzone di Noemi, La borsa di una donna, che in fondo è un appendice dell'anima. Cosa c'è nelle sue borse? Allora, premesso che dentro la borsa di ogni donna si racchiude un mondo. Dal contenuto di una borsa si può anche captare la spiritualità di una persona. E al di là di questo, tutte le mie borse sono comunque degli oggetti d'arte, ecco, più che sono delle borse, io le chiamo le borse, le opere viaggianti, che viaggiano insieme e accompagnano una donna nel suo percorso quotidiano. Ovviamente sono borse importanti anche per collezionisti, come opere, perché io ho delle signore che le collezionano e le espongono anche dentro i loro salotti. Poi insomma io ho creato anche borse per personaggi importanti, per il giubileo della regina Elisabetta, per i 60 anni del giubileo, per la principessa di Monaco, ed anche per Melania Trump e anche altri personaggi. Senta, so che è una domanda un po' irriverente, ma chi è più elegante? Soprattutto, quanto è elegante Melania Trump? Lei parlava della regina Elisabetta, la principessa di Monaco, Melania Trump.
Chi tra di loro è più elegante o interpreta al meglio il concetto di eleganza, secondo lei? Beh, ognuno ha una propria eleganza legata anche a uno stile di vita, di pensiero, e non potrei definire chi più e chi meno, cioè sono comunque degli outfit così diversi tra loro che non posso fare una classifica in questo senso. Allora le chiedo un'altra cosa, che cos'è l'eleganza? Perché Giorgio Armani diceva che l'eleganza è farsi ricordare. Io le dico la verità, vedo troppa gente con pantaloncini e canottiere, annucchi abbronzate, non molto amici del sapone, quelli si fanno ricordare per altri motivi, ma non certo per l'eleganza. Le chiedo scusa, ma io purtroppo ho nell'armadio, mentre noi parliamo, 407 cravatte. Puoi immaginare... puoi immaginare, mi scusi, ognuno ha le sue depravazioni, io ho questa. Le dicevo appunto, il concetto di eleganza, io le ripeto, 407 cravatte sono lì nell'armadio, ognuno ha le sue perversioni, io ho questa. Ma l'eleganza cos'è, secondo lei? Ma l'eleganza è innata, a mio parere. Cioè ci devi nascere elegante. Sì, l'eleganza è qualcosa con cui si nasce, che poi è data dal portamento, dal modo di esprimersi, anche da uno stato di umiltà, direi. Essere umili vuol dire anche essere molto eleganti, no? Al di là di ciò che si rappresenta nel contesto del quotidiano, della vita che viviamo, ecco. Per me l'eleganza è quella, poi va affinata ovviamente con degli outfit, ma questi sempre vanno personalizzati a seconda della personalità di una persona, di una donna o di un uomo. Ma secondo lei questa è un'epoca elegante oppure ormai siamo stati così sepolti dal trash che dobbiamo ammettere la loro vittoria, la vittoria dei tatuaggi, la vittoria del non portare la cravatta, di camicie con dei colletti francamente discutibili, di abiti femminili che sembrano più fili di nylon che il resto? Cioè, dobbiamo arrenderci oppure c'è ancora spazio per l'eleganza? Diciamo che io non vedo in questo momento storico, se parliamo proprio della storia del costume, sì, non vedo che ci sia una particolare tendenza all'eleganza. C'è una tendenza all'osare, e questo osare a volte, come appunto diceva lei, può diventare anche trash. L'eleganza forse appartiene un po' più al passato e io avrei veramente tanto desiderio di vedere un futuro ritorno dell'eleganza, perché vedo comunque che è un mondo talmente troppo omologato ormai che non c'è distinzione tra una persona e l'altra, spesso e volentieri, e si segue un po' il gregge. E quella è una cosa che io non infatti anche per questo motivo io non ho mai scopiazzato, non ho mai guardato agli altri designer quello che fanno, cioè non mi interessa, perché ho abbastanza di mio, che poi può essere anche discutibile, non è che è detto che quello che creo io sia il massimo, però quantomeno è qualcosa di innovativo, di nuovo, insomma. Certo, anche perché mi piace molto questa idea di mettere assieme cultura, storia, filosofia, che si fanno vestito, che si fanno abbigliamento. In un certo senso è un po' come diceva Oscar Wilde, la vita è quello che ci passa dietro le spalle mentre noi parliamo d'altro, cioè i suoi vestiti sono anche altro, alludono anche altro, o no?
Sì, no, ma io ho catturato anche dal passato tantissime idee per realizzare poi, per dire, la collezione sugli Etruschi, insomma, sono finora l'unica al mondo ad aver creato una collezione ispirata alla civiltà etrusca. E poi ne ho fatte talmente tante, l'Art Déco, l'Art Nouveau, tutte fonti di ispirazioni per me. Anche il futurismo tratto dai futuristi, delle mie creazioni, per cui insomma ho catturato delle belle cose del passato, però ripeto, io poi le elaboro e le proietto nel futuro, ecco. Certo. Ecco, in questo ponte tra passato e futuro, lei più o meno quanto tempo ci mette a immaginare una collezione? Soprattutto, qual è quel momento in cui a lei si accende, tac, quella scintilla che dice, ecco, questa è la strada, io farò questa cosa qua? Ma questo avviene nei momenti più impensabili, mentre guido, mentre sono così assorta in qualche mio pensiero, o vedo, osservo un oggetto, insomma può essere tutto fonte di ispirazione. Poi ovviamente c'è lo studio, si elabora. Ma io in ogni caso ho sempre creato queste capsule collection sempre con un discorso di progettualità. A me non interessa pronto moda, non interessa fare le collezioni stagionali, cioè le mie collezioni sono comunque eterne nel tempo, ecco. Quindi non hanno un tempo definito, ma vivono e continueranno a vivere. Certo, e questa mi sembra un'ottima cosa, anche perché, sa, è il concetto di classico. Il classico non ha bisogno del tempo, perché è fuori dal tempo, e proprio per questo diventa un classico. Non invecchia, non diventa mai obsoleto, non viene mai superato, è una sorta di forma di immortalità, se vuole, anche dell'arte. Quindi io le auguro di continuare a essere classiche, a fare del classico. Però senta, in tutto questo, ecco, volendo dare un consiglio a chi ci sta ascoltando, cosa vuol dire essere ben vestiti? Essere ben vestiti vuol dire fare innanzitutto una ricerca su se stessi, perché si può avere un vestito griffato ma non idoneo all'individuo, e quindi magari potrebbe anche scadere nel ridicolo. Vedere, cioè guardarsi prima di tutto, guardarsi, studiarsi e cercare di abbigliarsi in modo tale che non deve essere una tendenza moda, ma deve essere un qualcosa che appartiene ad ogni individuo. E in questo senso non deve essere, come dicevo prima, un mondo omologato dove tutti vanno col piumino o col jeans strappato, eccetera. Ogni individuo dovrebbe studiare la propria persona, se stesso, e quello che è più consono alla sua fisicità anche, giustamente. Sicuramente. Senta, per finire, cosa farà domani? Quali sono i suoi prossimi progetti, se glielo posso chiedere? Guardi, io adesso sto vivendo nel presente perché ho tanto ancora da fare. Poi questo nuovo progetto del rotondismo mi impegnerà ancora per molto, perché comunque intendo ampliarlo anche sotto altri aspetti, come le avevo anticipato poco fa, e quindi sono molto presa da questa nuova idea, insomma. Vorrei estenderla e anche arricchirla.
e poi si vedrà per il futuro, vedremo. Tanto abbiamo da lavorare tanto su questo qui. E allora avremo piacere di ritrovarci ancora. Io la voglio ringraziare molto. La ringrazio io, a lei, alla radio che lei rappresenta, e faccio un saluto a tutti i vostri ascoltatori. Grazie. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Grazie Natalia, alle 19:34 minuti e 22 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Avete appena ascoltato Yakety Sax del 1963 di Boots Randolph, che come molti di voi avranno riconosciuto, ebbene sì, da ciò nasce il tema di Benny Hill quando facevano gli inseguimenti, e questa è in fondo una storia un po' alla Benny Hill, perché appunto sull'ANSA, sentite qua, l'alba è appena spuntata su Salonicco quando un volo Ryanair operato da Malta Air diretta a Memmingen, Baviera, decolla. Nella cabina dei passeggeri molti sonnecchiano, ma ancora per poco. Si sente un rumore fortissimo simile allo scoppio di uno pneumatico, un finestrino si rompe, un passeggero serbo di 61 anni seduto proprio accanto all'oblò rischia di venire risucchiato verso l'esterno. Una tragedia sfiorata, l'uomo la cui testa era uscita dal finestrino è stato trattenuto dagli altri passeggeri che l'hanno spinto di nuovo sul sedile. Dopo un volo durato in tutto 57 minuti, l'aereo ha compiuto un atterraggio d'emergenza rientrando a Salonicco. Il passeggero rimasto ferito si trova adesso ricoverato presso l'ospedale universitario AEPA della città. È sotto shock ma cosciente e presenta ustioni da attrito, ha dichiarato Michalis Giannakos, presidente della Federazione Panellenica dei Dipendenti degli Ospedali Pubblici, Poedin. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Altri 3 passeggeri sono stati condotti in ospedale in via precauzionale e poi dimessi. In una nota stringata, Ryanair fa sapere che l'aereo è rientrato a Salonicco poco dopo il decollo per il distacco di un finestrino. L'aereo è atterrato regolarmente, un nuovo volo è stato disposto per permettere ai viaggiatori di riprendere il viaggio. Dopo aver sentito uno scoppio abbiamo capito subito che c'era un problema con la pressione all'interno della cabina. A quel punto sono iniziate le urla. Ho pensato che qualcuno avesse aperto per sbaglio il portellone dell'uscita d'emergenza, racconta una passeggera a Radio Salonicco 94.5. Lo squarcio invece è nel finestrino del viaggiatore serbo.
Tutta la testa dell'uomo fino alle spalle era stata risucchiata all'esterno. Per fortuna indossava la cintura, racconta la donna. Nel gruppo di passeggeri che hanno trattenuto l'uomo c'era anche la moglie che gli sedeva accanto. Eravamo in volo da circa 30 minuti quando il finestrino all'improvviso si è rotto. 3 persone hanno tirato dentro mio marito, tutti piangevano, lui è svenuto 3 volte, ha raccontato la donna all'emittente privata Mega. La perdita di pressione all'interno della cabina ha fatto cadere dall'alto le maschere d'ossigeno. Le abbiamo indossate, c'era un odore molto forte e ci siamo allacciati la cintura. Per molto tempo abbiamo avuto la sensazione che nessuno sapesse cosa stava succedendo, c'era grande panico. 2 o 3 passeggeri medici si sono alzati, hanno prestato i primi soccorsi all'uomo che era cosciente e abbiamo capito che l'aereo stava manovrando per tornare indietro, ha raccontato un'altra testimone a Radio Salonicco. A detta della donna, l'aereo, un Boeing 737, ha volato per circa 30 minuti col finestrino rotto prima di atterrare. All'aeroporto Macedonia della città erano state attivate le procedure d'emergenza, vigili del fuoco, squadre di soccorso, polizia erano stati messi in stato d'allerta, ma il Boeing è atterrato senza che vi fossero problemi. Stando alla prima ricostruzione dell'incidente diffusa da Catimerini, il finestrino si sarebbe spaccato dopo essere stato investito dal frammento di un motore dell'aereo che avrebbe avuto un guasto nella fase di volo. Una dinamica ancora da dimostrare che rimanda alla tragedia nel 2018 del Boeing 737-700 decollato da New York e diretta a Dallas. In volo una pala del motore cedette, alcuni frammenti spaccarono un finestrino. Una passeggera venne in parte risucchiata fuori dall'aereo, fu trattenuta dagli altri viaggiatori ma morì per le ferite riportate. Un tragico epilogo scampato per fortuna nell'incidente di oggi su cui indagano le autorità per la sicurezza aerea in Grecia. Per una strana coincidenza, lo stesso aereo era stato costretto ieri a invertire la rotta sopra la Macedonia del Nord e a tornare indietro in un volo Salonicco-Sarajevo. Una decisione legata al comportamento aggressivo di un passeggero australiano arrestato dopo l'atterraggio d'emergenza, come riportano i media locali. Insomma, diciamo che era proprio destino che questo aereo non arrivasse a destinazione. Mettiamola così. Comunque, meno male che questo signore se l'è cavata con un po' di ustioni e immagino tanto spavento. Essere risucchiati dall'aereo non è propriamente una gran bella sensazione, ma ahimè, come vedete questo è quello che succede nella vita. George Bernard Shaw lo diceva, tutto capita a tutti nella vita se c'è abbastanza tempo. 0292947222 se volete dire la vostra. Signori, l'annuncio: Benedetta Rossi diventerà presto mamma, il viaggio più bello comincia adesso. Ebbene sì, la cuoca marchigiana insieme al marito Marco Gentile, la cuoca è blogger, è pronta ad accogliere 2 bambine nella sua famiglia perché valigie pronte, passaporti in mano, cuore che batte a 1000. Abbiamo sempre viaggiato tanto insieme, lei e suo marito. In viaggio ci siamo innamorati, abbiamo imparato a conoscerci, ci siamo addirittura sposati. Oggi partiamo per il viaggio che stavamo aspettando da tanto, quello più lungo, emozionante e meraviglioso di sempre. Questa volta la destinazione non è solo un luogo geografico, ma la speranza di un nuovo inizio. Ebbene sì, quindi hanno adottato 2 splendide bambine. Partiamo per completare il puzzle della nostra vita con 2 anime, 2 sorelline, che il destino è intrecciato alle nostre storie e finalmente stiamo per stringere a noi. Non è stato facile, racconta la blogger, è stato un percorso durato anni di attesa, silenzi e speranze, abbiamo compilato carte, superato esami, affrontato le montagne russe del cuore. Abbiamo imparato ad aspettare con una pazienza che non sapevamo di avere, siamo riusciti a proteggere un sogno che oggi è a un passo dal diventare realtà. Non è stato semplice, ma è stato il nostro modo per diventare mamma e papà. Ora dovremo affrontare ancora dei passaggi formali ma delicati, poi mancheranno solo gli ultimi passi, quelli più importanti, che richiederanno ogni grammo della nostra presenza, del nostro amore e della nostra attenzione, scrive ancora Benedetta Rossi, aprendo il suo cuore verso questa nuova vita. In conclusione, Benedetta Rossi ringrazia i follower per il sostegno e chiede comprensione. Durante questo periodo spegneremo gli schermi, terremo i telefoni in tasca, saremo lontani da qui e dalla dimensione pubblica. Abbiamo bisogno di silenzio intorno a noi per ascoltare e accogliere tutte le emozioni che vivremo mentre nasce la nostra nuova famiglia. Sappiamo quanto ci volete bene ed è per questo che vi facciamo una promessa. Saremo noi a tempo debito e quando saremo pronti
a condividere con voi il racconto di questa meravigliosa avventura. Fino ad allora vi chiediamo comprensione e vi ringraziamo già fin d'ora per l'affetto immenso che ci dimostrate sempre e per il rispetto che avrete di questo spazio privato che vogliamo proteggere. Brava? Bravi? Bravi? Devo dire una bellissima cosa, perché francamente in mezzo a tanta gente che si vanta dell'utero in affitto, di tutta sta roba qua, ci sono due persone pulite, semplici. Lei veramente è una persona semplice, la classica vicina di casa che fa i biscotti ai bambini. Ecco, è giusto così, fa piacere insomma che possano diventare papà e mamma adottando due bambine, e insomma complimenti e tanti cari auguri. 19:42 minuti e 30 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata 1232 di Chilometro Zoom. Nel frattempo fuori si è alzato il vento, il cielo si sta coprendo, Dio voglia che venga una bella botta di pioggia così abbatte la temperatura e magari finalmente ci rinfreschiamo, perché francamente se penso a quello che ci tocca fino al 20 di luglio, Dio ce la mandi buono. Ok, 19:43, io ho ancora 2 minuti, se mi volete mandare un messaggio oppure se mi volete fare una telefonata allo 0292947222, altrimenti intanto cominciamo a tirare i remi in barca, perché domani, lo sapete, al solito alle 8 ci sarà il grandissimo Pier Vittorio Scimia con la sua rassegna stampa insieme a Matteo Desio, e poi seguirà liberamente con il nostro direttore Giovanni Sallusti, Sava Sandir, e naturalmente poi ci sarà il garage dell'Alfista e il resto della programmazione del sabato della trasmissione. Zoom invece con la puntata numero 1233 tornerà il 13 di luglio, sì, 13 di luglio, no, che giorno è? Lunedì prossimo, vediamo un po', sì, lunedì 13 di luglio alle ore 18:15 trattabili, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Ci sarà come sempre la nostra straordinaria Carla De Bernardi, ci saranno le nostre notizie, insomma continueremo a raccontarvi la realtà e si spera ad accompagnarvi nel vostro momento del drive time, quando tornate a casa, quando andate a cena, quando insomma la giornata si conclude, e naturalmente anche un po', se volete, tempo di bilanci. Io per questa sera ho finito, noi ci salutiamo con una bella canzone del 1978 dei New Troll, tratta da Aldebaran, l'album è Aldebaran, Quella carezza della sera. E sì, una carezza ve la mando volentieri. Appuntamento allora domani col garage dell'Alfista, se avete voglia, oppure lunedì alle 18:15 trattabili, come sempre, sulle magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Quando tornava mio padre sentivo le voci, dimenticavo i miei giochi e correvo lì. Mi nascondevo nell'ombra del grande giardino e lo sfidavo a cercarmi, io sono qui. Poi mi mettevano a letto finita la cena, lei mi spegneva la luce ed andava via. Io rimanevo da solo ed avevo paura, ma non
non chiedevo a nessuno, rimani un po'. Non so più il sapore che ha quella speranza che sentivo nascere in me. Non so più se mi manca di più quella carezza della sera, quella voglia di avventura, voglia di andare via. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.